Maxi Blitz a Nuoro, operazione all'alba. La Polizia di Stato smantella una banda armata specializzata in assalti a portavalori e bancomat. 6 ordinanze di custodia cautelare eseguite. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare aggiornato su operazioni come queste in Sardegna, iscriviti e attiva la campanella. L'operazione è scattata all'alba nella provincia di Nuoro e ha visto l'impiego di circa 100 agenti. Il gruppo criminale è accusato di aver tentato o messo a segno diversi colpi usando armi ed esplosivi contro furgoni portavalori, sportelli bancomat e depositi dei monopoli. Le forze dell'ordine si sono concentrate nei comuni di Orgosolo e Siniscola, eseguendo perquisizioni e gli arresti. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Ma quanti colpi sono stati effettivamente sventati da questa operazione? E quanti milioni di euro sono stati recuperati dalla polizia? Ti parlerò dei dettagli in un altro video collegato a questo. L'operazione rappresenta un colpo durissimo alla criminalità armata nel cuore della Sardegna ed è la prova del costante impegno delle forze dell'ordine sul territorio di Nuoro. Se apprezzi queste notizie della Sardegna, lascia un like e iscriviti per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver ascoltato questa notizia, passi una bella giornata e ci vediamo per il prossimo fatto di cronaca.